Buongiorno, sono Johnny Caos. Siamo qui a San Pietro di Feletto nei miei studi Meteor Vibes. Ho stampato tantissime tracce in passato, più di 400, ho fatto dei vinili, ho fatto delle classifiche, però l'ultimo anno mi sono fermato, ho fermato le uscite discografiche proprio perché ho sentito un desiderio di esprimere qualcosa di più grande, di più alto. Sento il desiderio di dare qualche messaggio importante, positivo, alle persone, all'umanità, ed è per quello che ho introdotto i miei studi riguardo le frequenze benefiche, e tutte le mie prossime produzioni che usciranno saranno improntate su determinate frequenze. Noi abbiamo 6-7 chakra principali e sono i nostri punti energetici dove scorre la nostra energia vitale. Ci sono delle frequenze che possono andare ad armonizzare determinati punti, ok? E anche certe frequenze possono creare disarmonia. Per esempio, la cordatura di 432 Hz dà enormi benefici all'essere umano, principalmente perché noi siamo acqua. L'acqua, per chi non lo sapesse, ha una sua memoria. Questo è provato scientificamente da Masaru Emoto. Se noi diamo dell'energia all'acqua, l'acqua trattiene questa energia, e noi ovviamente il 70% del nostro corpo è acqua. La seconda prova è il test kinesiologico. Semplicemente a un soggetto può fare un certo tipo di pressione, ok? E quando vengono suonate nell'ambiente o anche tramite l'ascolto di determinati auricolari alcune frequenze, si può percepire immediatamente che il soggetto ha maggiore energia, oppure se la frequenza è disarmonica può perdere energia. Chi è che non conosce Imagine di John Lennon? John Lennon era molto avanti sullo studio delle frequenze, tanto che ha composto Imagine a 528 Hz, cioè il La della quarta ottava non è a 440 ma è a 444. Se tu metti il La a 444 Hz, becchi la nota di Do a 528 Hz. 528 Hz è una frequenza, si dice che sia la frequenza dell'amore, è una frequenza fortissima che genera tantissimo equilibrio nel corpo. Il motivo per cui ho aperto i miei studi Meteor Vibes a San Pietro di Feletto è proprio perché cercavo una zona tranquilla, una zona che mi permettesse di raggiungere un livello di profondità interiore senza essere disturbato dall'esterno. Le città sono bellissime, però sono un posto troppo caotico per me. Suono spesso a Berlino o in altre città, mi piacciono tantissimo, però la quiete che si trova qui, in questi posti, a San Pietro di Feletto, è splendida, è fantastica. Qualche passeggiata nella natura o un tempo passato all'interno del bosco è sicuramente positivo per quanto riguarda gli stimoli creativi e il benessere e l'armonia delle persone. Il vero scopo di Meteor Vibes, lo dice il nome stesso, incontra le tue vibrazioni, Meteor Vibes, ok? Quindi questo posto dà la possibilità agli artisti di venire qui e passare dei momenti di raccoglimento, di intimità sonora, affinché essi possano prendere più confidenza con loro stessi e scoprirsi, scoprire le loro vibrazioni e scriverle, certamente, nella musica. Quando mi metto qui davanti e cerco di comporre qualcosa di fantastico, la prima cosa che faccio è mi ascolto. Ok? E cerco di trovare innanzitutto in quale nota sono oggi, in quale nota vibro oggi, ok? Una volta trovata la nota mi chiedo, ma la mia anima che cosa vuole esprimere adesso, ok? E vado in profondità con me stesso, ok? E tutte le mie produzioni nascono da un concetto, da una voglia di dire qualcosa di speciale al mondo. Mi piace alterare tra stati puramente amorosi e stati di profonda follia, quindi chi ascolta la mia musica può, tra virgolette, sentire entrambi questi due ingredienti che si mescolano e creano qualcosa di molto particolare. Io penso che siamo frequenza, siamo vibrazione, siamo energia, ok? Questo lo diceva Nikola Tesla, io sono un grande fan di Nikola Tesla. La fisica quantistica ormai ha provato che sotto il protone, elettrone e tutte le varie particelle ci sono stringhe vibranti, quindi nell'universo possiamo dire che tutto è vibrazione e tutto ciò che vibra ha un suono. Quindi mi piace dire molte volte che l'universo è una grande sinfonia cosmica e noi siamo musica. Sta a noi concertare con le frequenze migliori per vivere in armonia, stare bene e in equilibrio.